allez-y. E cara Presidente, cari colleghi, io consigliere in carica di sviluppo economico, la giuritta non rapporto, anzi penso che sul rapporto qui questa strategia per la radio unicamente dell'azione collettiva è per me un pedastro maggiore. Paolo Guastana l'ha detto innanzi, intanto che militante storico e intanto che specialista in dell'economia e l'ha giunteso. Volevo ricordare l'esempio di ciò che ha dato l'azione collettiva nel 2000, quando ero tecnico comitato di promozione che Gian Claudio Guasele e voi stesso, Presidente, avete ingaggiato sul lavoro. Ha permesso a Corsica di guardare il salone dell'agricoltura non più per fare l'esposizione universale in prodotti industriali, che i misure d'aiuto che hanno portato lo Stato di poi 50 anni servivano a fare un agroalimentare al servizio di materie prime importate. E questo qui vi posso dire che sono stati milioni e milioni di euro di branche all'epoca e produzione se ne è messo un rapporto e struttura agroalimentare che devono lavorare anche materia prima. A Corsica è stato un orto. Non parla radio manco dell'aiuto all'esportazione di prodotti corsi che è stata una scroccărie a molto mondo. E tanto in questa azione collettiva avete permesso, abbiamo permesso collettivamente, in una struttura di poter acconciare e lanciare una quindicina di filiere agricole che oggi per la più parte hanno avuto il sostegno ufficiale di qualità e abbiamo mischiato di noi a prima azione di territorializzazione che oggi ha fatto anche scuola in Europa, a Strada di Sensi, che al di là di un prodotto turistico era di noi un strumento di sviluppo e di trasversalità. Allora, di sicuro, non basta mica. Di sicuro oggi penso che ciò che abbiamo fatto a Seppega qui, che ha durato 3 anni, perché 3 anni dopo lo Stato che doveva pedare dice radio a seguito una mica tenuti i ingaggiamenti e dunque non c'era mica un capoproduzione. Oggi ciò che dopo portare sul progetto qui è di ritrovare la strada di un comune, di poter mobilizzare tutti i terre agricoli, ne dicevamo un rimpro oggi, di aver messo tante esate dicendo ma non c'è mica produzione, non c'è solo l'agricoltore. Questa dinamica qui, a livello dell'agroalimentare, porterà una produzione per poter andare all'autonomia alimentare e per poter dare a mangiare al popolo che ha prima funzione dell'agricoltura. Allora sicuro che un po' passa meglio e c'è da volere tanto tempo. E poi dice a radio che questa maniera di fare, penso che dice di noi in un rapporto della giuridica che decisioni tutti i gamberi consolari e a gambera regionale dell'economia sociale e solidaria, possiamo tirare di noi questa lotta contro il pericolo che li sono i voghi e contro a pro dell'inserzione dell'umano e dell'uomo che pone a conciare la sua vita ritrovando le strade della produzione. Dunque io penso che a questo livello qui c'è da fare, ma penso che per avere sul progetto maggiore, prima di unire ciò che ha detto Paolo, ai strumenti istituzionali che saranno indisponibili. Sapete che in Sardegna e in Toscana c'è una Camera di Commercio di Mestieri e d'Agricoltura, è una. Allora, so che abbiamo fatto i passi maggiori, ma penso che questa di noi ci vorrà a trattare in un progetto di Vandamastor. E per finire, dice a radio che questa sinergia un po' mica andà se non c'è mica una mobilizzazione attraverso una fondazione per il riacquisto economico, sociale e culturale che da permettere di andare a cercare a contribuzione del popolo, degli enti e anche delle imprese che potranno essere defiscalizzate e portare sul progetto di radio da Vena per il nostro territorio. A ringraziare.